Sì, appunto con il segretario di Patrie Furlane, Oscar Olivo. Che aria tira allora in questa Patria Friulana, Oscar? Intanto dico che normalmente mi esprimo nella mia lingua madre in friulano, ma stasera scelgo di parlare in italiano finché i tanti telespettatori di Telepordenone della Venezia Giulia riescono a capire in toto i concetti che esprimo a questa domanda. Che aria tira? Non lo so se è malaria, come dicevano i veneziani, o se è aria di tempesta. L'aria Non atmosferica, non atmosferica, politica. esatto, l'aria dei Friuli Venezia Giulia, aria di Friuli Venezia Giulia. Ora sappiamo che anche l'aria che respiriamo noi friulani appartiene alla Venezia Giulia. E per raddrizzare le entrate regionali, Trieste venderà probabilmente i barattoli dell'area del Friuli Venezia Giulia, come è successo per l'area di Napoli di storica memoria. Perché sono stato a San Daniele del Friuli Venezia Giulia alla festa del prosciutto, notando però che la festa l'hanno fatta al Friuli, perché si avverte benissimo appena arrivi, appena giungi, appena leggi che il sostegno politico-finanziario concesso alla manifestazione ha imposto tale denominazione. Ci aspettiamo che questa quindi DOC venga applicata anche per Cividale del Friuli Venezia Giulia, Cerviniano del Friuli Venezia Giulia, Pozzuolo del Friuli Venezia Giulia o Castelnuovo nel Friuli Venezia Giulia e così via. L'amministrazione regionale con chi ha partorito questa, scusate ma schifezza, vogliono imporre come un mantra l'impronunciabile Friuli Venezia Giulia in ogni settore o iniziativa privata e patrocinata. Così facendo si dimostra di non saper pensare al Friuli, di non saper fare gli interessi del Friuli e che non c'è coscienza che esiste un popolo, proprio come sul Tirolo pare, vero? Anche questo rappresenta un passo verso l'annientamento della nostra autonomia, tanto voluto da Trieste, da Roma e dalla sua lupa, la Presidente Serracchiani, ubbidita e palesata da una schiera di parlamentari e consiglieri regionali che non rappresentano la terra che li ha eletti. Per saltarne fuori, cosa possiamo fare? Ristabilire il Friuli per cancellare il termine Venezia Giulia a partire dalle etichette del nostro vino unico nel mondo. Bene. E per scrollarci di dosso le sanguisughe triestine e romane occorre un partito territoriale friulano che sia di OCG, qual è Patrie Furlane. Grazie a Oscar Olivo, segretario Patrie Furlane, vi consegniamo la linea a Pordenone. Grazie.